C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io amici, sapete che nella prossima primavera aprirà la Pinacoteca Tosio Martinengo in piazza Moretto, la pinacoteca della città, e qui potrete ammirare anche la Pala di San Domenico o Incoronazione della Vergine di Girolamo Romanino. L'opera di Romanino era destinata in origine all'altare maggiore della chiesa di San Domenico a Brescia. Raffigura l'incoronazione della Vergine alla presenza di numerosi santi. La parte superiore della tela è occupata dall'apparizione celeste della Trinità che incorona la Vergine, inginocchiata su una nuvola. Al di sotto una folla di santi assiste all'evento. Al centro si vede San Domenico con il modellino della chiesa da lui fondata e ai lati inginocchiati i santi Faustino e Giovita nelle lucenti armature. L'artista dimostra grande abilità nella resa dei tessuti preziosi, in particolare negli abiti dei santi patroni in broccato oro e raso argentato. Anche oggi siamo venuti a trovare Castelvedere il grande spazio dolciario a Castagnato in via Padana Superiore, con questo simpatico e un po' difficile proverbio: l'oio è il ga cordre alla padela. Vediamo. L'oio è il gaccodre alla padella. E la padella certe volte la vefero bruciato e certe volte fa bene alle persone. Godi giusto. Ecco che cosa di chi? Dario, lei è bresciano? Sì, Torbole Casali. Torbole Casaia. Sì, insomma, ormai. Allora, Dario, questo proverbio: l'oio è il ga cordre alla padella. L'olio corre dietro alla padella. Bene, e questa è la traduzione. Riuscirebbe a trovare anche il significato più recondito, più nascosto? L'olio, il ga cordre, quindi l'olio in qualche modo va presso la padella inevitabilmente. Chiaro, chiaro. E, ad esempio, i fidanzati... Corre dietro l'amorosa. Quindi è chiaro che... Lei è stato fidanzato? Eh sì. E la incontrava di nascosto? No, ma no, ormai no, eravamo già un po' più Passato avanti. Oh, i nonni che portano a spasso il nipotino. Nipotino sì, Buono però, è bravo, eh? Sì, bravo, bravo. Nicolas si chiama. Ciao Nicolas. Ciao. Senta, l'oio è il ga cordre alla padella, cioè? Che l'olio corre dietro la padella, segue l'andamento della padella. È preparato, questa è la traduzione, ma lei riesce a trovare anche il significato? È un po' vecchiotto, Un po' vecchiotto, esatto, essendo un po' vecchiotto, non sono giovane, perché io non sono giovane. Sì, no, non dico a lei che è vecchiotto, il proverbio è vecchiotto, ci mancherebbe altro. Anch'io dico che il proverbio è un po' vecchiotto e non me lo ricordo sinceramente. L'oio il ga cordre alla padella non è immediato come significato, la traduzione è semplice: l'olio corre sui bordi della padella e con una metafora si potrebbe dire che i fidanzati in qualche modo, se vogliono incontrarsi, riescono a rimanere uniti, riescono ad appiccicarsi, riescono ad incontrarsi, come l'olio il ga cordre alla padella. Chi è l'olio, chi è la padella, il fidanzato, la fidanzata, fate voi. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.